In occasione del 25° anniversario dell'uccisione del maresciallo Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valore civile alla memoria, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 1992, diversi momenti organizzati dall'Arma dei Carabinieri per ricordarlo. La mattina presso la scuola di Fontanelle il prefetto Diomede, accompagnato dal capitano Mario Mengoni, hanno risposto alle domande che i giovanissimi alunni hanno loro posto sul fenomeno mafioso. Il lavoro è stato coordinato dalla dirigente scolastica Vincenza Lonobile. Sono state tante interessanti le domande che i ragazzi vi hanno posto. Sì, assolutamente sì, perché sono domande molto semplici ma direi assolutamente significative. Domande sulla ma la mafia è destinata a scomparire? E la risposta è stata assolutamente sì. Allora è subentrata la domanda sì, ma come? Attraverso ognuno nel suo piccolo, come il maresciallo Guazzelli faceva il suo dovere, considerata la loro età, il loro compito in questo momento nella società, di fare oggi il loro dovere e di continuare a farlo anche nel resto della loro, spero, meravigliosa vita. Per noi è anche un'occasione significativa la presenza del prefetto, perché grazie alla sua presenza abbiamo discusso di alcuni principi molto importanti, oggi più che mai. Riteniamo che riprendere una figura che per noi è anche un punto di riferimento come quella di Giuliano Guazzelli sia doveroso, importante e significativo. Successivamente si è proceduto alla intitolazione di un cavalcavia da parte dell'ANAS sulla strada statale 115 nelle vicinanze del luogo del delitto. Le autorità si sono quindi recate presso la chiesa di Villaseta a Santa Croce, dove hanno partecipato i familiari del Guazzelli, la figlia Teresa che accompagnava la mamma, signora Montalbano Guazzelli, quindi diversi gli interventi, quelli del cappellano dell'Arma, Don Salvatore Falzoni, il saluto del prefetto di Agrigento Nicola Diomede, quindi il presidente della Corte di Appello di Caltanissette, il magistrato Salvatore Cardinale che ha personalmente lavorato con il maresciallo Guazzelli a tempi in cui lui operava al comando della sezione di Palma di Montechiaro, quindi il discorso di Salvatore Viviano, giornalista di Repubblica, lo studente Francesco Alaima, per concludere quello del comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri di Sicilia, Silvio Chiselli, al termine nel luogo dell'agguato la scopertura di una targa commemorativa, particolarmente emozionata la moglie di Guazzelli che ha assistito alla cerimonia. Io ho motivo di ringraziare tutti quanti per questa bellissima cerimonia e poi non ho altro da aggiungere, posso aggiungere soltanto che il nostro dolore è immutato e che è sempre come il primo giorno, va bene? Speriamo che il sacrificio di mio marito dia, diciamo così, sia di esempio e che la società possa migliorare, va bene? Grazie.